Per noi resta comunque una priorità scandagliare e verificare fino in fondo, perché ormai sta diventando un'agenda metropolitana. Se ne discute da decenni, è vero, ma il progetto di collegamento autostradale tra Venezia e Monaco di Baviera è tutt'altro che accantonato. Il presidente della regione Luca Zaia ha rivelato di averne parlato recentemente col ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, perché il passaggio a nord rappresenterebbe uno sbocco strategico per l'economia veneta. C'è chi dice che è stata abbandonata ma si poteva fare, chi dice che è impossibile. Ci sono i veti austriaci, non ci sono, quindi andiamo a valutare, perché ci sono da alcune parti in Austria ci dicono che loro sarebbero disponibili, da altre parti ci dicono che non passerete mai. E la prima preoccupazione è l'ambiente, ci mancherebbe, perché poi l'immagine che noi abbiamo è quella dei piloni sul Fadalto, ma soluzioni in galleria che potrebbero essere innovative vanno valutate. La prima tratta della Venezia-Monaco di Baviera, da Mestre a Conegliano, fu aperta nel giugno del 1972, prima che il tragitto si incagliasse a Pian di Vedoia ad oltre 400 km dal traguardo. Una grande incompiuta richiesta a gran voce anche dal bellunese, recentemente dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Berton, più in generale da un intero territorio che la vedrebbe ideale volano di sviluppo in grado di rompere l'isolamento e rilanciare l'economia di tutta l'area. Questa infrastruttura ci porta ancora di più a contatto con una Mitteleuropa che è nelle nostre corde, questo lo dobbiamo dire.